Ci sono atmosfere che solo il genio italiano ha saputo creare. La bellezza qui ti sorprende a ogni sguardo. Scorci sempre nuovi e originali trasformano i luoghi in simboli di autentica eleganza e stile, dove arte e design rivelano tutta la loro grandezza. In Italia, lo straordinario è normale, la meraviglia è emozione quotidiana. Il talento qui lo ritrovi ovunque, nella perfezione dei gesti, nella raffinatezza del gusto e naturalmente nell'armonia dei sapori. Eh sì, lo stile di vita italiano è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Ma oggi vogliamo raccontare un altro capitolo di questa grande storia. C'è una terra unica, fatta di seduzione e complicità, dove innovazione ed eccellenza si sposano con semplicità e tradizione. E proprio in questa terra da sogno, il genio italiano ha inventato il Prosecco Doc. Ideale per incontrarsi e riconoscersi al primo sguardo. Cuore e creatività made in Italy, perfetto nei profumi e nel sapore. E con un segreto: essere geniale. Prosecco Doc, Italian Genio. Buon pomeriggio dal Teatro da Ponte di Vittorio Veneto. Riprendono le audizioni per la fase eliminatoria del 33esimo concorso di violino Città di Vittorio Veneto, Premio Internazionale Prosecco Doc. La commissione giudicatrice è presieduta dal maestro Ernesto Schiavi e composta dai maestri Francesco De Angelis, che è anche direttore artistico del concorso, Stefan Milenkovic, Virginie Robillard, Mattias Wolong. Il primo concorrente del pomeriggio è un polacco, Mikhail Krajewski, 20 anni, di Cracovia. Al pianoforte Monica Cattarossi, pianista ufficiale.
È ora il turno di Lavino Mercuri Lucrezia, 18 anni, di Roma. Al pianoforte Monica Cattarossi.
Il prossimo concorrente è trevigiano, si tratta di Francesco Bardegan, 21 anni, di Asolo. Al pianoforte Monica Cattarossi.
Ora viene effettuata una breve pausa, riprendiamo le audizioni alle 16:30.